Amigas e amigos de voi e sono su beni agattaus. Un saluto umano, come sempre, di Alessio Mura in arti, su Maisto Benito Rausu, in su viaggio cosa nostra in Sardegna, in noi attoviamo su musicistas, artistas, e si fate su contare de isso sa vita cosa in soro, ma non fate sa vita, sa musica, sa arti, commenti scrinti, candu scrinti, disco su che antivatto, il live e tutto sul mondo cosa in soro. Oggi siamo in compagnia di Carlo Spiga. Bene agattau Carlo, come ti stai? Saluti, bene, grazie a me Terriao. Bene io in su programma Cosa Nostra, cercavo su contenuto di comprendi questo che è sul mondo artistico cosa tua, sa raccontare, insomma, commenti scrisi, quando hai cominciato, che alle punti artisti che in qualche maniera sono tanti influenzati, una reusa ecci. Fate solo una settimana da go, però, perché a me mi piace di pensare a inquadrare questo artista che è già innanti e cercare di comprendi che all'esti su sono cosa sua, che all'esti sa definizione di questa musica che vai, che all'esti su sono cosa tua. Su sono cosa mia è difficile da donare, ogni volta come da zero questa cosa. Poi mi sono adattato in questo brutal folk, che è nai dotto e nai nuda. Poi adesso folk di banjo, faccio questa musica sarda, se questa è la base, ma ci sono un po' su grezziteddo, poi io credo che questa è l'anima de Suson, de Sardegna, dunque la brutal folk mi pare è un po' spazioso, un po' non raga nessuna cosa, dunque a barringoni. E tu hai un po' aici, nel senso che i testi sono punti importanti, sono punti di importo voi, ma finza a questa maniera di tu pogai appello con questo testo, su questa musica, come ti è questa questione? È tutta una questione del suono, per me è Suson che mi dà questa direzione. I testi sono su materiali tradizionali, poi essere tra l'allera o una sonata di un certo tipo, ma è Suson per me è questa cosa, Suson che deve essere forte, grezzo, non perché dopo ageddo. Ti piace andare a cercare questa regina di questa cosa? Tu? Esattamente. Questo è il successo. Quando vuoi dare su dei testi, non vuoi dare su scetti dei testi su scritto. È chiaro che vuoi dare su pizza di gusto su chi punti, di gusto chiesti su materiali che tu sta papà di questa musica che tu andai a cercare, se sei uno che ti anda a scrufugliare, no, sempre Deo, no? In questa chiesti questa tradizione. Ecco, questa definizione brutal folk è una definizione che si concorda o due, ma brutal noi nai che sti mau a marolla, no, però quando tu intendi si nasa, sapremo quasi. Aspettava Cubago. E parla sa. Averlo Avello, già tu fai questa bucca. Averlo intro. E come te che nasce questa definizione? Come te che ti sei pensata? Te ne hai bisogno di calcare una cosa dei votti, di calcare una cosa che narra già da Dulligi di pianare questa idea che bisi la onedda, se intendesi voci culturali e tutto, ma non è questa cosa, di piaresi che una cosa, cioè, già dei suoi nomi di piaresi che una cosa di strano. E dunque, uno paghetto poi su metal, fai parte dell'ascolto su Muse, ma pure possibile donare uno paghetto occasione a questa gente che ascoltava a me a sinizio. Questa curiosità, no? Può discire questa curiosità, esattamente. E dopo mo a cercare definizioni noasa che ancora hanno fonti bestie da sappillo e sti vince una maniera di vai a costare questa gente a che una cosa che all'incono solo chi non ha mai intende. In più su termini folk che sti invece una cosa popolare, sul massimo c'è gente che ti anda da mezzo a scetti su folk. Ascolta. Benendi a altre cose, sapete su Vassiteddo, chiesti sempre questa prima pregunta che devo faccio in suo programma Cosa Mia, è questa dei commenti se si accostavo a questa musica, come si cominciavo? Che all'estetto il suo primo ricordo chinesi questa musica, podinai, quando via piccioccheddo, mi ricordo, babbo e mamma mi facevano intendere, cascettata da sarda, ma vinse altra cosa, no? Con mi ricordo sempre in viaggio su chi faceva, proprio con l'ompi in sta terra che si scioperava. Bifi che stesso succede, viaggiate su un cascettetta, de casa de, tutte queste cose sempre su musica sarda. Penso che questo sia il rogo della formazione mia. Certo. Che è singizio del suo traballo cosa tua, della cultura musicale cosa tua? Dunque, incominciavo su tutto su commenti ascoltatori, sì. Certo. Dunque, in domo mia, idea doiadi mera musica, da quando via pitticchedda ascoltavo il disco su De Babbo e De Mamma. Dunque, sai, di Purple, le orme,
Felone e Sorona, grande album, ma finza Michael Jackson, Snap, via, tutta mistura in prosu sa radio. Quando andiamo da Iaio mio, da Pate e Mamma, e si ascoltare le scasciteddas de Zizi, Masa, la Pazzola, e dunque questa cosa è de brintara. A Iaia mia sempre in Pate e Mamma, fare a trallallera, cantara, i sfrari si faianta curbasa, dunque ma finza su zonu dessa vuodara se stesa, perché Deus è esteso, pure su vuedo di questa questionare per me via musicali non so che certo, non è sì, questa sì. che te ne steso sa merda per me viaggiare questo son e musica ma pure i sons de sabida per me via tutto un grande mistero, una grande cosa de pigai e allogai dunque dengui parteri a Vellavelo mi sono un pacchetto reso, mi sono fatto un pacchetto per autonomo, a pusciare per questa musica, cosa mia, iniziare con sul rap, Valentia, Sarrazza, Zeniga, stanno elementi appustisi, dunque, questo per me via sa prima sul nucleo, sa cosa mia. Andando passo passo ho fatto per altra musica, ne arrivo su metal, ne arrivo su punk, poi cominciavo a suonare la batteria e di punti a progliare altra cosa pure, altro suono, certo, ecco, una bella mistura. Sa musica sarda che ci viaggiai, sa musica de babbo e mamma sul rock, sa radio, sa musica che mi sciopera su rap, e altre cose si sono tutto a progliare in pari e è bene questa cosa. Questo che in inglese è melting pot, una mistura, un bello minestrone, si piace sul minestrone annoso. Casi che una cosa sempre, se questa cultura musicale di un artista non è scetti sa formazione, certo, sa formazione in su senso che sta andando manca in su conservatorio, manca di studiare, sti formare, sti de importo, certo. Una cosa sempre. Però è vero pure che tutto su chi ha ascoltato, ma anche se ti intendi o non c'è ti ascoltato, sì. Attenzione, che appunto le due cose sono differenti. Intrada in sa vita musicale cosa tua. Questa è la parte adesso de sa calendase pigao is arrogheddos, ma asinao ha cominciato questo tamburo su questa batteria e quando è che si cominciato? Dunque, vivendo in sesto, dove era un centro sociale, via centro di aggregazione sociale, dunque si andava in giro e ho detto, provo a suonare questa batteria. Ma andava bene, poi come batterista c'era Daniele Russo e dunque questo è il primo e l'unico maestro mio di batteria, dunque bello maestro ha fatto tutto. Ok, prova a cantare pure e chi ne ci via a fare il corso di coro, Rossella fa e dunque sappiamo, ok, dunque a posto, tu maestro so de galera anda bene. Poi cominciare a suonare un pacchetto di questa batteria, su punk via la prima cosa, su punk ma sicuramente ascoltiamo sul rap, dunque poi cominciare pure a suonare live, ma i beat, no? 4 quarti si danno, no? Ed è in cui si parlava, proprio manovalli, pam pam pam, aici. Ma non commentare tutto questo che abbiamo ascoltato prima di per bessire fuori, dunque già su punk via già strinto, poi cominciare con su crossover e tempo, poi cominciare a cantare con questa voce grossa, aici. Dunque ha cominciato tutta questa lavatrice, no? Tutta questa mistura e mi ha parlato questo progetto sul ritmo bello sostegno e bello quadrato in cui dove faccio di tutte le cose, no? Dove vai a entrare in ogni zona, ogni cosa che è parte dessa cultura musicale cosa tua. Esattamente. Ti piace a concodrare che all'inca una cosa del noi, quindi a concodrare questo che si questa definizione che si innamora ora, brutal folk.
E come sempre, da cosa si ciccai, i sonos, i logos, i noi sonos viventi. E questo sono i logos dei attovius e dei festas, con questa rubrica Attovius e Festas. Su Marina Café Noir, su primo festival de literatura concordato in Sardegna, nasce in su 2013 in Casteddu, è meda de Bruso de un attovio letterario. È un festival scardallutto de artis e musica suonata live. Nasce in su Bijão de San Marina grazie a una trumma di appassionati, su festival si è furdiato in annos in una festa culturale, che bitti storie regionadas e più che tutto meda musica in isprazzas e in zillerisi dessa città. Ogni anno su Marina Café Noir mi strantagia da suo programma Cosa Sua a in giro di un tema principale. E anda da dessa letteratura e sconcertos, des esibizioni artistiche e proiezioni, ponendo in pari storie e sono su chi va in unico d'ogni attovio. Sa musica è s'anima del suo festival, che accasaggia d'artistas e trummas de generi musicali differenti, po concertos spantosos, arricchendo sa programmazione con suono su jazz, rock, world music e finzas sperimentali. In isannos, nominis in mano su dessa musica e del suo spettacolo, un tarziaus a sopra del suo palco del su Marina Café Noir. De Paolo Freso e Paci, finzas a Max Gazzevon di Nai Cancun. Con esibizioni accappiate a sa letteratura può regalare al suo pubblico un'esperienza culturale plena. Non scetti il libro su Duncas, ma vinzas a notas e ritmo. Può comprovare che sa cultura è un pregede e vivi in pari. In noi una canzone può di testi d'importo canto un libro. E in noi storie arrenesci da vivi finzas con su sono. Seconda parte di questa regionata di oggi, siamo ancora in fuori e sonos, siamo regionendi con Carlo Spiga, con isso siamo regionendi del suo genere Cosa Sua. È un genere che è tutta di un codrao e non menao, brutal folk, che ha entro due esti come intende su folk, ma finza da un'altra maniera de dubbi questo folk, no? È un viaggio lungo, questo viaggio Cosa Tua. Non so voi denti di questo viaggio con l'ompi in eseo suoi, che noi in su corre savurca, adesso sulcis, che tu hai scioperà, commente logo può andare a vivere. Che già hai atteso, ma andai poi in su corre savurca. Mo ti ho preguntato proprio questa cosa, voi so vedete questo viaggio fisico, ma voi dose questo viaggio musicale. Su viaggio musicale Cosa Tua? Parte di atteso, casi, no. Ha ascoltato un montone di cose, da sappo posta si impari, ha cominciato a suonare questa batteria, ha cominciato a cantare. E se si partì da su punk, da su metal, vinse si arribai a su brutal folk, questo genere Cosa Tua. Era un viaggio lungo, o no? E te dovresti in mezzo, dovresti una, come ti si dice in italiano, una consapevolezza, no, una coscienza dei comprendi che mancai esti da importo a tenere una cultura, ma vinse a ricordare dei origini nostri, sai tanaras. È stato proprio un viaggio, poi portammo cose, dentro di me e passo a passo, a bello, indipicamo altre. È un viaggio lungo che si fa con studenti, ascoltando, comprendendo le cose, poi quando appunto incominciamo, teniamo zero consciousness, zero, nuda. Dunque via tutto, voglio fare nessuna cosa. A poco di molti brentare altre cose, questo vol che è, tollinai, come ti posso giocare, ma questa cosa è mia, e c'è sta forza. Per me, sul momento che comprendo che nessuna cosa, vedo quando ho ascoltato due cose, Demetrio Stratos, che comprendo che in questa voce può restare spaziare in meda, certo. E questa musica siberiana. Poi in Siberia tenti sa matessi maniera de cantare nosu su culturali, poi nosu si fremauso a una certa de lettura, isso su andano fanti pure sons extra. Quando appunto isso su comprendo che ok, con questo son, con questa cosa mia posso andare mera atteso e mi posso inventare cose che non ho mai intendo e mi posso può essere pure spazioso. Certo, di sicuro. L'idea è questa di partire da una base, nervoso
su chi sonendi una base culturale, una base di conoscenza di questa stessa musica cosa nostra, questa musica sarda, ma non fetti. Andando a Castel vinse sa gusta sa che funti s'altra musica, sa musica sarda assimillanta. Ecco, quanto è di importo questa cosa? Su senso che tu sei di sicuro uno che andava ad ascoltare 1000 dischi, a leggere libri, a tenere una formazione vinse sa... Hai fatto uno sciopero di importo, o lo sci, o no? Questo è il suo senso. È staici? No, isascurtus, alligi, dove è sempre che una cosa che non scisi, dunque si importo è cusso de parlare sempre in movimento, poi asivri mai è bello, ogni tanto ma toccherà andare, doia parecchie cose che non scio e che ho lo indagare, che ho lo sperimentare, dunque è finza spazioso, dunque non è a dubbio come un traballo, ma è cosa medasa. Certo, ci indati, poi in ideo questa tecnologia si aiuta, nel senso che s'arrezza se non questa possibilità di conoscere cose che mancano 30 anni a oggi, non teniamo sotto in mano. Dopo cominciamo pre-internet e con internet esplodio. Cantano tesi che non ti dopo domandare. 41. Quindi sei giovanetto, vedo un giovanetto di me, ormai è schiedetti per 40 anni sono disegnato con punti giovani. Io sono beccio e non mi anda. E quindi insomma, si dentro maniera di se sono chi ligidi, se sono chi è curioso, chi ti anda a ciccare il sono, a ciccare di comprendi le origini delle cose o no? No, mi piace di poi una cosa è ascoltare, quest'altra cosa da ligi e di bogasa meras cose che ad ascoltare scelte non uscisi. Questo son, come testivato, de un di esti, i tennendi, in questione di musica siberiana. Quando ho cominciato a leggere varie traduzioni di questa musica, poi comprendo meras cose, is cose che ci varianta brusu accanta e is cose che diventa diversa, dunque stiamo avanti che non fai dall'assai. È curiosa questa cosa, se andava a cercare questa musica non l'avevo atteso di Sardegna, no? Che è stessa Siberia, voi non siete manco, ma non è. No, se già sei sicuro perché no, ma di fatto. Siberia. E come te che ti sei scrovata questa cosa? Questo d'essere di sempre questa musica culturale, come te che ti sei sagattata? Hai po' curiosità di estetica? Ma questo sono viaggiai in sagonca mia, poi da ascoltare su Bascia Contra in Prazza o Zizi Masala de Iaiumiu, dunque già diciamo che questo sono via era entro di me in qualcuna maniera. Appunto ascoltavo Demetrio Stratos e ok, questo sono è Torrendi, ok. Poi penso che ha pubblicato un documentario una volta, mi sono fatto questa idea, ha pubblicato un documentario a Princesa della Mongolia e ci vede questo son ancora, via Pitticcheddo. E dunque appunto, ma questo son è su son che è scritto in Prazza, ma è stesso documentario della Mongolia, dunque se... Com'è questa cosa? No, comprendo una varie cose. Non mi ricordo come ha fatto sul primo son, ma dicevo che vi era via Bollendi e a un certo punto dopo fatto. Gioca. Commenti, poi ha visto pure con altri cantanti, Bascia Contra, de Mutetto e de Valcu. E non saprò più cosa. A un certo punto tu da ascoltas e tu vai e di bessi. Qualche documento sul rap pure, da ascoltas. Fonti in mezzo sai che si punta a costare a suggerire cosa mia. Proprio aici, di ascoltatori si può dire no, ma ci arrennesce adesso. Ci posso pure fare probabilmente è una cosa che fai on a un certo punto. A lui. Esatto, se sa lui non si stura più. E quanto è di importo invece questa questione di se nominavo a Iaio cosa tua, se nominavo sa famiglia cosa tua, quanto è di importo a vivere in un ambiente, a crescere, si pesai, in un ambiente in cui questa musica è via, questa musica si intende, ed è girata. Ed è importo meda poi è come un matta che non è da s'acqua si siccara dunque attenni questo
tutto questo senso che vunti già in sa famiglia tua ed è importante. Poi da zero era più difficile, Certo. ma a tennis, contus, io dovevo fare questo, questa cantata, e poi mi annao, e poi è una cosa che è fondamentale. Poi a un certo punto mi sa accattato che questo vi era su Sa terra, no? dove già in goi. Certo. Hai accettato questo sardo? Posso usarlo un pacchetto più traballoso. Poi commenta meras dessa generazione cosa mia, in domu si cristiano italiano. Mamma e babbo, entra de isso, so cristiano su sardo. Ma a un certo punto, fetti, de più sciaperai itta sardo de pemo cristianai, poi itta aiaia mia impate mamma e de gonnesa. De famiglia estesa, dunque è un dialetto strano. Aiaio mio nasce in Iglesias, ma sa famiglia vera Ottana. Quindi. De sabate babbo punti se stesso, dunque è questa cosa aici. Dunque non do cristiano come prima lingua su sardo, a poter imparare a cristianare su sardo. Ma in su mentre che avevamo cristianenti su sardo, dopo studiare a Sassari, dunque dopo piegare su dattareso puro, devo so come sa spongia. Sa spongia, più tutto, dunque in moi che sono un sardo che ogni tanto in moi è pure sul città, dunque ogni tanto mi bessi sa braccia, su zucchero, ogni tanto mi bessi rigai, poi tante bene un po'. Ma non è che sia mau, è a me mi piace questa cosa. Mi piace questa cosa di essere se speranto sardo, ti dico tutto e questo che denno questione è peso. Dunque se devo imparare tutto sardo che posso. Ma poi insomma, Nareso che non sei su manco in questo programma, sei su volista sa No. E ho detto maniera in questo anno ho detto che gente che vuole da su da Barchino, gente che vuole da su. E mo da Barchino pure, poi Matteo Leone a Cantadomo, dunque sa tanti. Fatto piace. Solo con Sato se chi sto usato, ognuno su. Sta mistura è completa, bello. E come sempre, a Regional Sovinzas dei cose scritte e sonata, casi che si piace di andare a comprendi commenti nascenti, scritto e suonato. Ma un anneddo fosse più pago, fagate, ma è bene da quest'idea. Intanto devo provare a cantare in saldo, non l'ho mai fatto in vita mia. Babbo mio fu un poeta improvvisatore. Sono improvvisatore su cui sono ripiegati su palco, in tre si fa che ne sa gara, no? E quindi babbo, allora poi conosciuto babbo che è mancato 73 e io tenia solo 3 anni, però il tio mio, che sono tutto un nuovo poeta, mi ha sempre contato sa poesia del babbo e sa poesia del poeta, babbo si conta di un poeta minore, che non fu di famoso come in teatro, però bisogna da chi mai più famoso in questo anno, dai su anni 70-80, quando babbo poeta chi fu insomma suo idolo suo, no? Vivo di Peppe Zozzo, vivo di Raimondo Vira, vivo di Barro Duccone. E questa poesia, se questo poeta se lo sapevo inteso sempre raccontare il tio mio. Non era chi conto, a chi piccolo di poesia, eccetera. Quindi come questo anno ho pensato, mi dia piacere separare delle poesie, magari di uno poeta solo, e provare a fare un disco intero. E questo che stiamo provando a fare. Abbiamo separato uno, secondo me, dei poeta più bravo di questo tempo, che fu di Raimondo Viras, di Villanova Monteleone, che fu di un poeta bravo sia a Bolu, quindi in gara, che a Taolino, che ha descritto me da fino a Taolino. Ho pensato, se questa cosa la cantiamo e la cantiamo non alza della cantare moderna a trap o no, questa musica che cantano in radio come, però se la cantiamo melodica, che è una cosa bella, che è una cosa che si lascia di ascoltare facilmente, fino a questa gente che non è che nuda di questa cosa, non è che di chi è Raimondo Pira, non è che di questa poesia a Bolu, non è che nuda di questa poesia a Salda, è una maniera per lo avvicinare, ed è una maniera pure per dire, ma tutta questa poesia bella abbiamo e non rischiamo. E io sono partito la prima poesia che ho separato per fare questo travaglio, è titolata Non sia si sciau, che in italiano vuol dire non essere schiavo.
è un innu che so di scritto prosa tutela della lingua sarda. Culta cantone, culta poesia, che vuol un sonette. Un sonette di adesso una poesia che ha due battorinasa, battero, e serrada con una delzina. Tutta sa capo cantadeo, culta de cantone sono tutti sonettes. Non la sappo toccata, sa? Non ho aggiunto nulla, non ho bogato nulla, la canto come tesuni. Culta è importante che fino in Villanova Monteleone, in questa piazza che hanno dedicato a Raimondo Pira, belte una rocca manna, una scultura, e sopra questa rocca belte scritta tutta questa poesia. E comincia a gainare da o saldo, si sei buono, sempre sa limba tua pa presente. Non sia se che schiavo ubbidiente, fai denne sa limba e su padrone. E gai continua. Su di cui è pronto. Manca di completare questa parte live che fare un'impresa di cineconcerto. C'è un set di un'ora in cui suoniamo in sé sopra su palco, violino, pianoforte, basso, chitarra elettrica, una formazione più o meno pop rock. A dai secondi a noi che fare un'impresa di documentario cinematografico che giutta a persone introdotte alla vita di Raimondo Pira, su chi fu di sol tempo, sulla lotta politica, sulla battaglia contro la guerra, sull'amore suo, sul sentimento suo, sull'amore per la mamma, e per chi magari figura se sa vita sua, chi sono mancata, eccetera, eccetera. Belte questa ambizione di provare a arrivare a sta gente con una cosa che non conosce, è cantando bila è quando Bila canta, Bila rende più facile e forse pure più comprensibile. Culto al Regi non l'ha provato fino con son nepote se Raimondo Pira, no? L'ha provato mi dia piacere che questa poesia sa cantendela sa possano diventare un poco più conosciuta sa e insomma è nato certo, è una cosa bellissima e speriamo che sia questo che capita proprio. Sade tresi des partes de gusta regionata de oi se uso in fuedus e sonus oi se regionendi de aiaius se regionendi de sadro se regionendi de sonus che indiesenti de sutturo in Sardegna ma vinza in Siberia e adesso so vendi con amico nostro Carlo Spiga. Carlo ti intendisi pruso un artista, un musicista come ti dicono in inglese un live pruso uno de studio o uno che de ricerca, de gicca? Qual è stessa ci punti scatoletta, devi entrare in sono in satra, in callintra. Tutte ad uso. Tutti e due sono tutti estresi, Ma dunque mi piace a misezzi in saposento mio, a fare cose, a fare tutto commento scienziato, no? Un pacchetto di gusto, questo è uno spazio umano. Deo commenta formazioni se pittori, dunque ho fatto questa accademia, dunque mi piace, mi piace su tempo mio, a fare cose, commenta se lento, un'altra cosa, dunque si hanno queste cose che hanno capello, sì, sempre proprio... correnti davanti a salto. No. Si piace andare a assumo anche in sarti cosa mia del bollo uno pacchetto. Ma ti appannai faula che non ti appannai ma sul live è un'altra cosa. Poi sul live in studio a Zanai è preso tutto calcolao che traballao su de vino ma in sul live sul logo deo mi gioco tutto in sul live dunque sa pure improvvisazioni di bessi cose sanosa poi diresti pago per uso studio ma quando be sul live mi spazio meta certo. Poi di poco a fuori questa cosa funti due dimensioni differenti no in suo studio si a so è una dimensione narioso a narioso non fetti a so ma a so non sceti questa musica avete so come persona no che sei tu e tutto quindi pensa a regione sul live non lo fai a so lo fai con un'altra gente o sei sempre a so che sono adesso progetto Macchicca se va solo nasce da solo nasce di questa necessità di fare cose che pensiamo scetti Deo ma sono stato assortato meda di collaborare pure con gente toga dunque ogni tanto faccio collaborazioni con altre gente
in su valco o a fuori del su valco, dunque de nasce come batterista nasce background, dunque de pemoesi con esatto persone. Quando ho cominciato Macchica a Marolla, poi avere un momento viaggiamo un meta via Sollu e tutto. E quindi a Marolla okay. ti veniva da suonare a Sollu. Dunque a Sollu. Certo. Ma questa dimensione di suonare in cricca è bella. Ti andala. Mi andala. Ecco, asi no, ti sono batterista di suonare metal, insomma, suonare questo genere, no? No, non scetti, ma... Non scetti, però, due sei accostumato a suonare metal. Ecco, qual è la stessa differenza per un mano di suonare a Sosu e di suonare in una drum, in un gruppo, in una cricca? Ma quando ci punta tre sconcasa è un'altra cosa. Deppe si gioca in mera diplomazia, tiene una cosa, da propongo e bileso chi passa, chi non passa, è un gioco aici commenta badai. Ci sei tu e devi andare in questa direzione e dunque se ogni avanti a suonare a solo, a fare tutte le cose da solo, è bello, è spazioso, ma ti perdi su un paghetto, su contatto con questa realtà. A suonare con altra gente ti porta pure in sa terra, ti fai ok, questo è concreto, questa cosa funziona, questa cosa no. Ci funte nell'equilibrio sopuro, tocca da sagattare. E quando questa gente è mera diversa, come mi capita mera di suonare con suonatori de su corre savurca che l'incuno questo gli stappava esatto. Deppisi cambiare, ti deppinai ok, Deus è Deo, ma i tavazzi moi e questo è tocca da fare che l'incunorto non va a sentire da cosa manca i dresi questo è su bello, questo è su bello nascenti cosa no, se manco di da cattasa certo, vinza sa poetà, insomma, nel senso che stai di musica, ma nel senso che stai di vinza di vita, di sagattare, solo un satro, no? Non sciù chi vodui è staici, ma chi due con uno non ti inciagatta a livello o suonare umano, come ti suonare italiano, ad inciagatta a livello musicale forse so che è brutto stato, no? Certo, poi quando sei suonendi sei spollinco, sei saici, comunque sai chi non si tu intende esatto. Ascolta, se non me no questa cosa macchicca e te questa cosa ogni volta che sono faccio Deus o Carlo, questa è macchicca ecco. Poi macchicca è questa chitarra cosa mia ecco. Tutto sul progetto macchicca nasce in pizza questa chitarra appusti su universitari, sono partito, ho fatto un paghetto viaggiare un paghetto e questa batteria non mi da potevo pigliare, certo. Un paghetto grai. Dunque sapevo agattavo in un mercatino di questo usato. De cosa beccia, cosa beccia, a refudus. Derruta, poverissimo, furaros. A poi agattavo proprio questa chitarredda che viene. È una chitarredda, un paghetto più pictica dessa chitarra classica, normali. Ho fatto, ok, questa mi dà su stempo su Ryanair, viene un paghetto più su Clementi, dunque potremmo pigliare questa chitarra pure in Ryanair. E poi cominciavo a ancivonni a intro di questa chitarra tutto, sa percussioni, i suoni su sardo, su metal e a pizza di questa chitarra poi cominciavo a ragionare di questo che diventa cose che mi piacciono e che dobbiamo fare a solo, ma in questo periodo vivevamo a Milano, a Berlino, dunque mi sono per arrangiare, poi cucinavo questa cosa ma chi che è sta parlare in gui e sta parlare commenta o a calamitta piga tutto, quindi esperienza del sonus sì tutto c'è a acabare in guni e moi ma chicca non è preso a sola, non è preso figlia unica. Poi cominciava a ciboni altre cose, ma chicca non è l'unico progetto che voto, ci punti slaunedda, c'è finza elettronica, dunque a intra ma chicca che c'è sta ancora come progetto, dove è un montone di cose.
porta la frasi e sorrisi moi. Ma di questa esperienza che per me è stata 2 anni, uno prima e uno dopo, è proprio diverso. Una lacana, no, una lacana. Prima. Esatto, Certo. E quindi punti nasce un'altra cosa. Dunque, ma chicca è su fondamento di questo che penso, che ho pensato di questa musica, Quindi vuoi tornare a dessarti cosa tua. di questa cosa mia. Ah, se no, una cosa, mo va Sora chiesto una cosa che a me mi piace sempre a scoperri in is artisti che intervistavo sul suo programma Cosa Nostra, è questo sul fatto di viaggiare, sul fatto di andare a Reo, è sempre un'esperienza nuova, schiduvanti, i schiedanti dentro sa buona sorte di andare a Reo e girare, o mancare sta gana, e non vince sa forza quest'anno, non è uno sciovero, ma dotta sa partire. Sì, è uno sciovero, però non tutto su fonti pronto, non tutto su fonti attrezzati, no, può via e partire. Canto questa cosa di girare, case girare un vaghetto, adesso manco adesso chissà se no, ha di mutare questa musica cosa tua, t'ha di fatto avere i giochi su questa musica cosa tua. Su di viaggiare per me è sa vita, cambia la meta, ha cambiato e cambia a me da tutto. Quando sei dentro di un altro sono, quando sono stato a Berlino ci verrà un altro tipo di suono e questo suono mi stava rao, non scetti di andare in discoteca, ascoltare sa techno, ma questo puro però, no? Questo puro, ma i suoni di questa città diventa completamente diverso, sa vuedara, che mi stava rao, d'ogni luogo che ho visitato mi parla questa esperienza di un suono diverso. È vero che se ho assortato mera, poiché ho viaggiato per traballare, pure, ma mi piace viaggiare per traballare, poi conosco sa gente e più Ti prima, non sei su turista, sei su viaggiatori, questa è una cosa differente, no? Ci fonti turista, sai che fonti questo su chi mancai. Il tuo traballo che tu fai da parlare prima in un luogo e poi ti fai 15 desi, una gita, 3 desi di feria in un luogo e mancai 20 di questo luogo per una parte. Altra cosa è fai su viaggiatori, è sta a praticare il luogo su, è sta andando in un luogo, 2 bivo, 2 traballo, 2 avarro a scappata e ti comprendo di vostro vince su c'hai sta l'infa, non lo sai, tu sei su una icci? Mi piace quando posso entrare in una relazione con questa gente che vive di questo luogo. Potrei fare un esempio, mo è su 2010 lavoro in questo assozio che si era Cherimus, sono in Susulcis, lavoro in arte contemporanea, dunque sono tutto manco di besseso dell'accademia, manco non scetti, e con Cherimus ho viaggiato meda. Sono stato in Kenya, in Mauritania, Marocco, Tunisi, dunque è andare in cui poi fai progetti su con questa gente che vive di Mengudei e sviluppare conoscenze, impari. E questa cosa ti cambia tutta un'altra maniera di vivere, di questionare, di intendere questa vita, dei sogni di questa città, tutti luoghi sono differenti, sì, certo. Del nostro, su gente differenti, in maniera di vivere come la tua è differente. Certo. Quindi... E questa cosa toga è che tutta questa esperienza noi da portare in Susulcis. E dunque sono diventi musicisti senegalesi a suonare a Perdagius, questa associazione, questa socio è in Perdagius, o i tunisini sono diventi a Perdagius a fare uno spettacolo teatrale, o un artista mauritano di bene a Perdagius Carboni, a Villa Massargia, può fare un'opera d'arte. Dunque, su essere artista, non scetti musicista, artista visivo puro, in questo contesto incontrare questa gente, sapprogliare, è una cosa che
ti deppi cambiare. Marolla. Ti deppi cambiare, Marolla. ti deppi sinare, ok, adesso in noi, ma ok, mi muovo. Certo. Una cosa che cerco sempre di comprendere è come ti pensi, tu sei un artista vittorico, no? Sei uno ha provato l'accademia e quindi insomma dentro pensi che l'inglese si narra un background. Manno. Manno. Questa cosa come ti entra in sa musica cosa tua? Cerco sempre di comprendi quando agatto un artista che va di più su di una cosa, o meglio, che va di più su di un'arte, che di più su di un'arte, come i arti si misturano a pari. Queste cosa tu come ti entra? Ha cominciato a commentare Vittori, ma a un certo punto questa cosa dei sons d'ogni tanti ci entrata, no? Ma ricordo poter essere a metà dell'università, dell'accademia, poi cominciavo a traballare con sa pittura e con suo disegno, ma questione di sons. E su traballo cominciavo a viaggiare in un'altra maniera, appunto cominciavo a fare i squadri, a disegnare tutto, ma con questa idea musicale a palla, più che musicali sons. A un certo punto questa cosa è debegna fuori saici un pacchetto per prepotenti e poi cominciavo a castiare altre arti, poi cominciavo a comprendere ok, dove è questa pittura, dove finza questa performance, dove è queste installazioni, questa cosa. Dunque ha pagato a pello un logo che vi ha pitticheddo, proprio fatto un logo per un anno e poi siamo in cui tutto questo che di bene è questo, sarti mia è questo, si sta mistura di tutto. Potenai dessa musica mia che dopo vai devo registrare un album mio, sa govermi da Vazzudeo, certo, ma finché chi devo suonare una percussione, questa percussione mi dà Vazzudeo. Dove è sempre questa idea della scultura, del disegno, questa parte artistica è sempre in cui non mi molla mai, è sempre l'idea Deus vendi arte e questa è questa cosa, poi potresti solo impari con un disegno impari con una melodia, potresti tutto. È un umorigeddo strano, ma dosigo. Ci provo. Certo. Ascolta, ti intendi di più su un musicista o un Vittori però? A dolo umano in moi musicista. Poi questa pittura andrà sia praticare. Dunque mi piace, disegno sempre, so sempre andare bene, ma in moi questa musica è tutto. È tutto, dunque a dolo umano, ma non perché dopo sono musicista noi. Ascolta, se non me no, va quest'ora, insomma, questo assozio che è un assozio che mi pare che è stato un traballo di importo, un traballo culturale, vizia sociale. Contaci un vago, come ti nasce questa idea di canto di sei intros, come ti è concordata questa attività di cosa sua? Dunque, Cherimus è un assozio che c'ha del 2007 ufficialmente. Deus nasce sul 17 di marzo e s'assozio nasce sul 17 di marzo. Dunque, e uso pure fare il suo compleanno in pari. È un assozio che nasce all'intro dell'Accademia de Brera a Milano. Deus è entrato in Cherimus in 2010, dunque ci era già Cherimus. Nasce con Emiliana Sabiu, che è una delle fondatora di questo assozio, impari con Matteo Rubi e Marco Colombaglioni. Anti pensavo i tabolinai essi artistas, ma traballai a fuori da questa galleria, fuori del suo museo. E con questo pensamento anche cominciavo a giocare con questa cosa, con questa idea, ok, se artistas provavo a si pone in sa strada, certo, con sa comunità. Emiliana è de Verdagius, sa famiglia cosa sua è de Verdagius,
Dunque, querimus de questa idea milanesa de Questa callara appropriata in Perdagius. in Perdagius. E mengude fate su tutto, fate su progetto su tutto dess'arti, arti, musica, teatro, così che è. E si deve sempre gussa de traballare come artistas con sarti, ma in un territorio come questo del Susulcis che è un territorio mannu e chi di ora mera sfidas puro. Sì. Tosta lavoro, È no? tostareddu, ma è sul logo perfetto. Poi dove è il logo, sa gente toga, sta edizione si punti dogasa, dove è una vammini de sattoviai, mera, ed è una cosa preziosa mera. Dunque, querimus o li fai questo, invitare artisti di atteso, noi siamo in mezzo a una residenza d'artista, siamo traballando con 3 isole, sa Corsica, Nosu, Perdagius, come Sardegna e Siros in Grecia. La conosco, dove sei stato? Ermopoli, no? Esatto. E siamo concordando 13 torradas di artistas, di 3 artistas per ogni torrada, che viaggiano in queste isole e fanno questa ricerca cosa in soru, e fanno pure sarti. Una ricerca su va de, non dinai che l'incona. Su tema poi artistico, nai- non è no, però Porinai, non fai alcun esempio. Sa prima torrara di artistas, anti traballao ci via da 2 artistas che vente da Grecia, Latin Community, anti traballao a pizzu del sfruttamento militari turistico de sa Sardegna, dunque sanno registrare sons de sa base de Deolada, anti registrare su mari con microfono su strauso, anti cercare de intendi sons, i tollinai registrare in un sono a sutta de s'acqua accanto a una base, dunque vi ha tutto un lavoro di questo tipo. Un altro artista tedesca è il che è Marhofer, ha ritraballato con uno chef del Nugis, Manuele Fanuzza, ha traballato su sa tradizione di arregolli, sa cosa papà de suvadenti, dunque no Sa cosa ciccata, non sa cosa coltivata. Esattamente. E dunque noi cerchiamo di fare traballare in Susulcis e di fare incontrare con chef, artistas o altri musicisti, porinai i Latin Community dessa Grecia, anche traballò finza con Francesco Capuzzi che in Susulcis è a divinidari, da contao i smutettus, i tollinai, queste tradizioni, e sono punti spantausi di questa cosa. Dunque è una cosa un bello progetto, mi piace questo progetto, poi mi piace di pensare a regionare le cose che punta a capire che in un modo a sa musica, a sa cultura musicale cosa tua, ma che andata uno pacchetto più a largo. E chi posso certo, poi aggiungi tutto su io. Dove un altro progetto che si chiama Bisu TV, che è con Eia TV, tra l'altro. Dunque se certo. È un progetto che bolleri è una pregunta poi spipiosa e spipiosa dessa scuola a tutta di fragili che è su Bisu tu. E con questa pregunta noi vogliamo fare una trasmissione televisiva che nasce dei bisus di queste spiccioccheddas e queste spiccioccheddas. E poi da su videoclip esti una parte di importo del mondo della musica di oggi. E noi si usiamo stauso e si usiamo scontauso. Videoclip.
E siamo ancora noi in Fuori e Sono, siamo ancora in compagnia di Alessio Mura in arte su Maisto e Vinza Zaoi dei sospiti, che sospiti cosa nostra. Meso sesteso, sesteso e meso sul cittadino puro, casi scioverà de andare a vivere in questa terra, che è una terra che per me è cara a me, casi che mamma mia esti sul cittadino, quindi insomma è gibaia. È gibba. Certo. Si accanto. Si accanto. Ma stiamo a regione di Moiva Cussora, di questa idea, cosa esatto su questo socio esatto su Cherimus, di traballai con i spicciocchetti, con i bisu su de spicciocchetti. Questo è uno dei gusti che adesso vuoi essere babbo, de guapippia insomma, de 10 anni su. Mi piace ad esempio a contare cose in noi due punti dentro spippiuso. Questa non sempre spippiuso punti su benitori cosa nostra, no? Che noi a un certo punto tu sei ancora giovanetto. Lavoro, dopo io devo spago giovane, diversamente. Però non sempre, noi studenti di una cosa nostra abbiamo fatto, su chi di più su vai, de moi e nante se scetti a reguai, che una cosa, voi su, asi dalla sai, sapru bella che sia, poi vai che isso su di volta gozai e da volta vai isso sicuro più bella di saglia cattanta. Canto esti de importo questo progetto, conta se non va con a fondo, bisu, i tienai, e più che tutto, poi testi de importo a fare un progetto con spicciocchetti. Bisu TV, che è il nome del suo progetto, è l'idea di traballare con i spicciocchetti può fare questa una piattaforma o finza un programma televisivo che gestione dei bisu, cosa non so. Questa è una cosa difficile, perché chi domanda se spicciocchetti che è su bisu tu, o ti na tutto, o non usciri. Può dirsi a varra la ricci a varra spantata poi in si scolla pago gente ti pregonta che su bisu tu
Esti da importo mera questa questionendi de sulcis, questionendi di questo territorio che è bello, ma è roba che devo fare puro come territorio, di abitanti. Certo. Dunque, tutto questo è andare a fare una televisione po' due, dei sbisustoso, i toisi, i te si vuole inventare. È tutto fatto questo progetto con laboratori a intro di scuola, a intro e fuori da questa scuola, poi andare a comprendere il te questo biso e a posto di questo come tu fai adesso, poi su biso deve diventare realtà, deve diventare anche una cosa de poi Di bivi, no? Di bivi, poi te succedendo in di oggi. Con su smartphone, con internet e tutto è mera passivo. Questo che vuole fare nosusu ed rendi spiccioccheddas attivas in Sarrezza, de immaginai e fai concretamente una cosa che non è scetti ad abigare passivamente, ma è pure da inventare, da costruire. Se da vai concordare, no? Certo. Ecco, in che vita adesivato questo? Moiseus in Carbonia. Quindi città di mangiare lavoro, manco viticcheddo lavoro. E fonte differente se bisogna de spiccioccheddo de Carbonia, de spiccioccheddo de viticcheddo, no? Pruso manco. In Carbonia si traballando con scollas che vunti con piccioccheddo che diventi dei biddas. Ecco. Ma entra pure dei biddas si sono traballando in Giba, si sono traballando a Sant'Antioco, a Savini. Poi eri sicuro poi su Sulcis tu nasa se de Giba ma de Giba in noi dei sfiascos de ci punti in medaus no e punti mondus completamente diversi sono del satro dunque due varietà possono che pruse pittica sabida è diversa questa attitudine è diversa. Contasi un ubiso che in deste bessivo appello, un ubiso spantoso. Un ubiso spantoso. Dovente che all'incono un ubiso a ecce particolare. Non so se sono perché un mouse. Poi quando sta cosa non di besseri andavo a stuzzicare, certo. Perché tu supponeso impari andi ferri. Tu nasa una cosa, tu ne nasa un'altra e uno perché documentano è brainstorming. E deve essere questo idea de programma, poi a un picciochetto di bragia su calcio, a altro picciochetto in motorisi e a stato picciochetto cocinai. Ok, concordrai anche una cosa, impari e deve essere, devo mi ricordo su disegno che hanno fatto sul logo, via da una padella, una pingiatella, una cosa ici, con olio motore che vi intendi e o vallittella de calcio con su vogo che arrosticata adotto. Questo era il suo programma, avetto. È un format, questo è un format. Dopo che tu sei sul regista, Maurizio, vado su questo format, cucina, olio, de macchina e pallone. Io adesso è bello lavoro. Punti sempre spantoso se biso. Ma spiccioccheddo, quando vi canta questa direzione giusta, ti lasciano anda. Che all'età di tenti spiccioccheddo che puntai di questo progetto? Dunque, questo sei una scuola media fins ai 17 anni. Quindi ma toccheddo su voi? Ma toccheddo pure. I bisus cambiano persone, poi appunto già è un miteddo. Certo. Già 13 anni, da 12 anni a 17, insomma. Cambia, certo. ma è in portumeda. Si sta andando a toccare cose meno importanti. Funti scido se spiccioccheddo su de oio, funti si narra in de oio, spiccioccheddo su con questo telefonetto, funti tutto su a godenia, non tenti drogare de vai nuda. Da dentro ancora questa curiosità, da dentro ancora su. In moi se su castiendo una cosa un po' strano. Questo telefonetto offende che una cosa. Offende danno o offende profeta? Offende danno? Un paghetto del danno, un paghetto.
ma i spicciaccheddi sono vunti sempre, vunti sempre togusu. Quando tocca questa cosa giusta, so per intaici. Poi è bello a lavorare con i pipius e spicciocchetti. È bello poi t'avunti, non riuscisi manco tu t'avunti, bisi un piccioccheddo, non riuscisi a diventare, non riuscisi tapottare in questa conca, random, questa è una cosa che non riuscisi, è spantosa, è spantoso, e boh, non riuscisi a andare, vai, poi resti dotto, è un potenziale, Bravo. Ti inciagatta, se ti incibisi in che l'incontro di questo spicciocchetti. In questo no, senso che non mi ricordo quando via piccioccheddo, vitticchetto e vedi sprummanittello e ma mi da piace sicuramente isso. C'è questa cosa che mo bisogno potenziale. No, Jamie Bio, no, è sempre bello, poi ta bisica che anche una cosa da porsi fai, bisi, ok, questa cosa da pubia deo puro, dunque provo a ti donare questo strumento, tu questa cosa da porsi fai, da posi immaginare, è vero, se sei importante, tu io. Ci da poi si fa, in su solce sicuro che a sto territorio di no, ma che è difficile, no? Ne approfitto di fare una pregunta proprio su questo territorio. Tu sei uno, insomma, che desisto, sei andato a vivere. Emigravo, questo è un percorso che non è che dove santa meta, di solito adesso solci si inciano in altro luogo. Qual è la stessa situazione di questo luogo? Mo in tua riga del Fuego, che è la stessa situazione di questo solci? Si tempo sei vivendo in questa terra? Doiari pago genti, merasa sindianda ta potra ballai, ma in videoi merasa punti pure torrendi. Ci punti persone che punti torrendi poi vai cose interessanti, potrà ballare con sarti, con sa cosa pappai. Esti un vaghetto a tipo sonetto, no? Esti dogna tanti bisica sa gente si incruzza ma sa gente che torrendi è gente con gana. E moi da quando Cherimus nasce come sozio ci via prus pago gente, prus pago giro da sozio su e moi sa cosa è a magniendi. I progetti su De Cherimus funti manus, dunque non su puro uno strumento può influenzare sul territorio. Dunque è bello che video su che un paghetto è cambiante una cosa, dove è una consapevolezza differenti e sti ancora un paghetto traballoso, ma questo è il suo traballo. Traballare con le comunità se in porto, che fate un intervento in traisi, no? in vidas, in città, se tasiona questa comunità di osatro, se si torna da. Tanto cose. Chi da insettas ti torna a meta, poi in ogni bida dove ti prendas, dove ti cosas, e chi tu da sapisi e non c'è riesci pure de dimoni a dialogare con sa gente dei vidas le cose sono di bessi tappillo a Icci, proprio è tipo. E questo è bello, ci avvalorai i sprendas come no, ci agattai in ogni bida, poi che sei in un assozio che lavora con differenti bidas, agattai in ogni bida un arrogheddo, questa cosa in terra belligera che vai strantagiare e fai sempre groffetto. Ma usato come assozio e le comunità si chiama da giudarsi. Si torna a Frimai, ancora pago e a posto di tornare ancora in compagnia di Carlo Spiga per voi e Sons. Ma ricordo che con il Misty Morning, quando vi ho inizio, ho vinto un contest, sono partito a Sarajevo. A parte che ho fatto un viaggio, ho fatto 20.000 tappe, aereo, su questi lì, casate con i pitticchetti, a Concabascia. Sono arrivato in cui e teniamo strumenti in due altre nazioni che ho fatto, Milano-Belgrado, Belgrado-Sarajevo, e lo strumento sono finito ancora a Belgrado. Arrivato in cui
e toccava affittare 4 backline, 4 tutto imparando questa cosa, su gestori del sul locale, via che non posso andare inquieto, meda. Fatto sta che succede questa cosa, oh. Andavo su Dormena, c'era pinnicca tutto su strumento da stadio porti, su da Copa, t'avviato sempre con su mare sul locale in noi. Poi chi sto rendi a Sarajevo, chi sto rendi in lingua, che è un parola inglese in cui, c'è tendi. E sono arrivato in cui, fatto sul live e tutto canto, mica basta. Arrivato su hotel, ci viene scapa a Saici, oh. Azziato questa stanza e non da ruolo tutto da scapa, oh. È stata un'avventura che non si indoscaresce mai. E ci vi ho tutto Misty Morning. È una cosa di adesso che ogni notte che quando si biese da raccontare su fisso. E siete ancora in compagnia di Alessio Molinardi, su Maestro, noi in Fuedos e Sonos, ancora in compagnia di Carlo Spiga. Carlo, se tu non in questa parte di questa regionale cosa nostra, in Sagale, devo pregunto sempre che avete questo progetto, sui ultimi progetti, su scali a si traballare artisticamente, che poi sia da pittura, musica, si anda tutto su voi da un montone di cose, se sono... Su Iapo comprendo che non parla a frimmo, no? Sempre patenti, sempre girenti, sempre concordenti, e con s'associo, e poi con tu, insomma, fai sì. I ultimi progetti su artistico, su scali a si traballare in questi ultimi mesi, sì. L'ultima cosa che ho provato è stata una collaborazione con compositori e suonatori sardo-laziale, Zannai, che si era Stellan Veloce, io subivi in Berlino, ma zerriapo suonai launedasa entro del suo disco Cosa Sua, che si era Complesso Spettro. È un mega progetto con mera persona, dove punti launedasa, batteria, basso elettrico straun, corno inglese, è uno disco con due scomposizioni e musica contemporanea. Un capo posto in launedda sa in un contesto straun meda, questo mi piace un meda. Punti composizioni sì, più che tutto chi andano a cercare entro dei sons, dunque punti sons lunghi o vaghetto di ritmica, ma è tutto mera dilatato. E questo è adesso presentato a Berlino, già in metà dell'anno passato. Ho fatto sul disco e adesso ho presentato 2 volte in Berlino e su che mi piace che Miseo Pozio pone a questionare musicalmente con gente veramente diversa. Ci era Jules Reddy, che è un chitarrista che suona con chitarre a effetto, su Elena Cacaglioglu, che è una greca che suona su corno inglese, per me gente che leggiamo in disco e eravamo sta bello questo, mi da prage, è bello meta, e poi ci sono impari, è stata una grande soddisfazione per me. Tu credo, ascolta, tu che sei uno sperimentatore, no? Io sono i regioni musicali, artistiche, questa cosa tua, fonti longa, sei andata in meta terreno, sono differenti, si poteva suonare aici. Canto è bello e canto è di importo a sperimentare pure. Questa cosa fondamentale, sperimentare poi per me, olinai di benjo de sarti, dunque è una continua sperimentazione, poi giccai maniera noasa, esanai problema nosu, poi sonata becciasa, poi vai, poi e questa questione è cussa Deo poi si spantava prima, dunque a sperimentare e stessa maniera poi mi donai ogni tanto una scultura e bi cosa nosa. E poi te che sperimenta, sa? Poi te arroscesi? No, non mi arroscio, sei uno che può ascoltare una canzone un anno, non è una questione di marrosci, è una questione che è sta necessità di mia di prodursi.
cosa nosa, non uscivo, forse si può s'idea mia è mera a troveddare con questa dessa pittura, dessa scultura, di tutta l'arte contemporanea. Dunque, per me, ogni volta esti de vai una cosa nuova, de costruire, de vai, de arrangiare, de concordare una cosa nuova. E sperimentai in questa maniera più spaziosa, poi non riuscisi a tendi bene a pillo. E dicevo, Non ne suonava singhiezzo, da solito questa pregunta da Vazzo. E ti piace questa musica di oggi? E ti ascoltas? I moi. E moi? I moi... In sa playlist cosa tua? E ti Sa bellissima cosa mia è una Mi devo cosa... pensare. Dunque, ascoltando Meda, Dionigi Burranca, su Suonatore della Oneddas, che per me è sul maestro. Deo commenta Suonatore della Oneddas, se ho preso questa parte commenta tecnica per imparare su Arrabus, ma la scuola della Trecenta per me è più interessante. Ascoltando in Mera Daniela Pes, che a Mari scuttulao Meda. E toga, E toga mi piace. E toga intendi bene, si fa pregere, intendi no, che toga. un artista sarda si fa stimare bene, ora si ha fatto un disco bello di importo. No, bello Meda. Ascoltando questa band americana che si chiama Horse Lords e funti Maccus. Già non doiare uno 4 quarti manco a ducicai. È tutto ritmo a troveddao su 4 a pizzo de 5, questo 5 cambiare diventa 6 e sono strumenti che appunto in tone house si c'era just intonation e appunto in tone house una parecchio trottoso. Okay. Ma con questa musica baddas per me è questa perfezione, con musica strana, Musica trotta, poi badai trotto, poi taballa solo un pacchetto trotto. e certo, insomma, i ascolti sono punti belli, sono punti differenti. Sì. Arrivavo una parica di vuoto su adesso benitori, di questo che su traballo che sei con i traballo su scali sei traballenti. I tesi di più sapete adesso traballo cosa tu su benitori. Dunque, se noi stiamo registrando un pacchetto di canzoni o questa cosa che va su con Macchica, sei lento, da punao, dunque Deo con ideas che posso da 5 anni, 6 anni, in cui traballando un pacchetto, e poi sapati che stiamo registrando. Dunque, stiamo registrando questo può riressi un album a Savini, ma in pari a questo abbiamo cominciato a lavorare un pacchetto bruso seriamente con il Launeddas. Poi vai un altro album, scetti del Launeddas, ma Launeddas contemporanea. Dunque, Launeddas trottas, medas, mera, ma spaziosas. Beni meda. E noi sono sempre di gusto su chi si anda a scruffugliare, ma i ascoltatori e gli spettatori di Cosa Nostra non ti più puro. E noi sono ogni volta tenemos una parica di preguntas che non penti di isso. E a qualcuno di questa conca oggi si preguntai, anzi ti preguntai, che sei uno suonatore della Oneddas, ma chi... Un che è troppo sperimentale, che non ha gusto, ma come ti si permette di mettere ti fai, via da ribai, e come ti rispondi a questa pregunta? Come ti devo giustificare questa cosa? È sempre una non sei cosa... devo, punti ascoltatori, perché non c'è nulla. Dunque, è sempre bello quando fai inchietta qualcuno, poi ollina che qualcuna cosa da se movendi, e dunque questo è già un punto buono. Ma per me non do altre soluzioni. Sta tradizioni, dunque, può fare sperimentazioni devi studiare, qualcuna cosa devi studiare prima. Su studio, su studiare podinai launeddas e sonadas, ma pure i movimenti, le accordature, i sons, ok, è tutta una cosa importanti, ma che devi riportare con una parte. Poi chi sono sa mattessi sonada, chi variazio di Nigi Burranca, già i 40 anni vai da faccio
uguali, che poi uguali non esti, questa è un'altra questione, e te so fai, clonazione, questi cus, questi cus, e cus, e cus. Stiamo rispettando questa tradizione, ma non so vendi nulla di nuovo. Questa tradizione è una cosa via. Non è da poni in un garage, di bogai saria e dalla sangue, poi da castea e boh. È una cosa via, chi deppi bivi, ti deppi avere strantagia, deppi vai su cammino su. E dunque ad ogni adanti tocca pure a fare inchietta galencuno, ma per me questo è questa cosa più importante, dipende da ici. Posso aggiungere a sperimentare queste vinze in che alcuna maniera a reguai, andigliai su bello, ad mantenere via questa tradizione come ti segnalo tu, ma due vinze un elemento di studio, non tocca ad andare io pago per a fondo. Ecco, questa formazione puro è di importo a parre cosa tua, questa formazione culturale, questa formazione di studio, se due vuoi studiare, io so poi da a singizio, e tanto in naras. Mera importanti, poi come ti appuntavo prima, tu studias, ti fai questa formazione cosa tua, su bagaglio, dunque pigas cosas, poi sì, questa cosa, poi commenti da imperas è un'altra cosa, ma tu devi piscire, o chi no fai figura legge puro, dove questo pericolo puro. Dunque studiai a recuperare cose antiche, a studiare, per fare un esempio, noi sono con l'aunedda sa funti diversa, l'aunedda sa funti un mondo umano, e doi a su Fiorassio, su Punte Organo, eccetera, eccetera. E noi sono con uno strumento che non suona già in nessuno, che si zera su vare sa mongia. Sono nomi già già un programma. Che praticamente è uno strumento che porta 4 notas in noi e in mattessi 4 notas dessa trovate, dunque è tipo sprigo. Certo. Non do più un repertorio per questo strumento, ma non uscivo ita sonanta e maestro con questo strumento, ma a recuperando questo strumento beccio poi vai a altre cose, e le cose che diventano bene da fuori sono meno interessanti. Sì. Ti do grazie a questi stati ospiti cosa nostra in questa bella puntata, e noi ascoltiamo un vaghetto di musica cosa tua e ci dosticchi cosa dentro di questa questa rubrica live.